Euroregione News. Il Doge si rigira, Villa Manin soffre. Era novembre 2017 quando incontrai l'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti e parlammo principalmente di Villa Manin. Alla luce delle sue dichiarazioni mi sono rivolto al sindaco Fabio Marchetti per le azioni che, come insegnatomi dall'assessore regionale, sarebbero di pertinenza del comune. Su quello sì che stimolo il comune a fare di più, perché voglio dire, per mettere almeno 10 biciclette elettriche o un pulmino, insomma, non occorre che intervenga nello Stato e nella Regione, insomma, quindi da questo punto di vista possiamo farlo anche noi, però non c'è dubbio che dal punto di vista delle connessioni, delle infrastrutture, eccetera, siamo in una situazione che insomma, io direi quasi comica, perché insomma sinceramente è imbarazzante, però diciamo che noi dobbiamo fare alcune cose. Prima connettere almeno la stazione alla villa, la città alla villa, chiudere il passaggio davanti alle Esedre che è veramente astruso, non c'è uno che viene qua che non capisce che interrompe, no, la visione architettonica. Adesso poi che c'è la strada, sono i parcheggi esterni, non ci vuole niente nemmeno per i residenti, no? E questo poi valorizza poi anche la parte così economica della villa, perché non stiamo a pensare che se parcheggi dentro in un salotto di casa ti viene più gente, forse la gente preferisce non avere la macchina, quindi facciamo giro, parcheggiamo, togliamo questi parcheggi che a volte sono per i dipendenti, faranno 3 passi in più, a volte solo per qualcuno che viene a bere il caffè farà 3 passi in più, ma vedrà la piazza Rotonda, la piazza Quadra, la villa, le Esedre con la dignità che merita. Sentite le dichiarazioni dell'assessore regionale competente per materia, mi viene in mente il fatto che nonostante sia stato molte volte a Villa Manin, lui non sappia non solo dov'è Villa Manin, ma che cos'è Villa Manin e soprattutto che cosa siano le competenze del comune, quelle della regione e quali erano le competenze dell'amministrazione provinciale chiusa fra qualche giorno per volontà della stessa amministrazione regionale. Il comune di Codroipo non organizza trasporto pubblico locale, è una competenza della regione Friuli Venezia Giulia, lo è da sempre, tant'è che ricordo, addirittura conservo ancora delle missive dell'allora ente gestore SAF FVG SPA, allorquando il commissario Cainero fece istituire un collegamento provvisorio con titolo di viaggio tra la stazione delle Ferrovie dello Stato di Codroipo e Villa Manin in occasione di una grande mostra con titolo di viaggio, e questo non era possibile senza un'autorizzazione dell'ente gestore che ne aveva di fatto il monopolio per legge. Altra cosa è parlare di collegamenti tra centro cittadino, frazioni e compendio di Villa Manin, perché come possiamo vedere in giornate come questa a Villa Manin non solo non c'è nessuno, ma neanche un cane entra lì dentro o un gatto, e quindi un trasporto pubblico locale non avrebbe un senso di esistere in giornate come questa, che sono la maggioranza da quando questa regione ha distrutto anche quel poco di buono che c'era in quel bellissimo compendio. La chiusura del parco Nobile, la chiusura del corpo centrale, l'annunciato avvio dei lavori per da aprile 2017 all'interno del corpo Nobile Dogale, che ancora oggi non è iniziato. Potrei andare avanti con molteplici altri esempi, ma la cosa strana è che Villa Manin ed è sotto gli occhi di tutti, mentre prima era viva e vegeta e fiorivano i narcisi, oggi questi narcisi muoiano e questa villa stia sfiorendo come il suo parco, che invece andrebbe rivalorizzato come tutto il resto del compendio. Mi viene da sorridere anche quando la strada, che è la provinciale ungarica che passa attraverso Villa Manin, venga richiesto di essere chiusa da parte dell'amministrazione comunale quando la proprietà non è dell'amministrazione comunale stessa. Quindi invito tutti quanti l'assessore Torrenti l'ha già fatto, non si è candidato e quindi si manda a casa da solo, tutti quanti i cittadini ed elettori a fare le proprie scelte, anche pensando a quello che non è stato fatto, anzi è
è stato distrutto per quanto riguarda il compendio dogale di Villa Manin e non solo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.